Abbiamo con noi Enrico Cicu, un direttore artistico nato e vissuto in Sardegna che oggi lavora in Giappone in un'azienda multimediale giapponese con sede a Tokyo. Quali sono le principali differenze nel lavorare in Giappone rispetto all'Italia? Differenze ce ne sono tante, soprattutto nel campo dell'organizzazione del lavoro. In Italia fondamentalmente chi decide di intraprendere un certo tipo di carriera è penalizzato a seconda del luogo in cui decide di aprire. Purtroppo l'Italia è molto localizzata, a seconda del posto certi lavori sono esclusi, quindi bisogna per forza spostarsi continuamente. Tokyo invece, cioè il Giappone, poi vabbè, io vivo a Tokyo quindi posso parlare molto della realtà di Tokyo, permette prima di tutto di crescere professionalmente entrando in contatto con una serie di realtà diverse e poi di poter fare finalmente quello che vuoi. Poi altre differenze possono essere il loro approccio al lavoro, che è diverso dal nostro. Loro sono molto fedeli all'azienda e quindi per l'azienda fanno gli straordinari anche non pagati, arrivano a lavorare anche 12-14 ore al giorno, perché non è che gli venga chiesto, è un modo di fare. Loro accettano questo modo di fare. Chiaramente noi stranieri siamo, come dire, esentati da questo mondo, però in generale, tra l'altro, è una società molto meritocratica dove va avanti chi vale. Non esistono gli accozzi anche lì, chiaramente, però sono in misura minore rispetto a qua. Qui è rarissimo vedere a capo di un'azienda un incompetente o un figlio di qualcuno, lì, perché altrimenti l'azienda fallisce e loro non hanno interesse a far fallire l'azienda. Quindi, bene o male, insomma, chi lavora bene, chi si fa conoscere bene è avvantaggiato. Quali sono i settori più proficui nel tuo lavoro di direttore artistico in Giappone? Sono tanti. Quelli su cui si fa più il denaro, se ho capito bene la domanda, è ancora la pubblicità. In Giappone la pubblicità non conosce inflessioni come da noi, che è un mercato che un po' è dovuto scendere a compromessi. Lì in Giappone la pubblicità genera ancora molto denaro e quindi è parecchio importante riuscire a stare sul mercato in una grossa società pubblicitaria. Al secondo posto io metterei il sito web, però in Giappone, vabbè, anche qua è così, quindi non è che ci sia questa differenza. Il sito web solitamente va di pari passo con l'advertising, quindi lavorando alla pubblicità lavori anche al sito web dedicato, quindi le cose vanno in parallelo. È difficile staccare un settore da un altro. Lì lavorano molto sullo studio di immagine, quindi ogni progetto ha la sua versione web, la sua versione app per cellulare, la sua versione televisiva, cinema, rivista, è tutto insieme. Quindi bene o male, sì, nell'advertising, diciamo così. Si guadagna molto lì. Sì. Hai avuto esperienze anche nel mondo del cinema giapponese come attore e regista. Racconta questa esperienza. Allora, come attore, sì, sono stato coinvolto in un progetto cinematografico di un giovane regista giapponese che ha deciso di rifare un certo tipo di commedia muta dei primi anni 40-50, era il suo sogno. Questo è un ragazzo di 26 anni che ha avuto questo sogno, quindi ha lavorato alla giapponese, cioè si è comprato le telecamere, le cineprese a film per andare a girare nei set cinematografici del Giappone feudale, il set dove Kitano ha girato Zatoichi, per esempio. E ha fatto questa commedia in costume, dove erano tutti vestiti proprio con costumi dell'epoca, una commedia muta, in cui lui ha impiegato un anno di lavoro, un notevole dispendio di denaro per portarla avanti, però il risultato, mia sorella l'ha visto tra l'altro, è straniante. Io lo definirei surreale, perché io sono uno dei due occidentali all'interno di questo film, è abbastanza particolare. L'esperienza è clamorosa, loro sono organizzatissimi, non gli sfugge nulla. 3 giorni di produzione sono 3 giorni di produzione intensissima, con set affittati, luci, camere, direttori della fotografia, cioè è tutto pronto,
Tu vai lì, fai quello che devi fare, non ci sono ritardi, imprevisti, è tutto perfetto. Come regista poi sono passato alla regia, ho girato un film scritto e prodotto da due americani. Uno è un americano che vive in Giappone, una specie di star lì, è una sorta di DJ, è quello che ha lanciato il punk in Giappone. Lui ormai ha tipo 65 anni ed è praticamente un'icona della musica giapponese, cioè della radio, un'icona della radio. Ha scritto questo film ambientato nel mondo rock and roll sotterraneo giapponese. Esistono ancora in Giappone queste realtà rockabilly alla Happy Days, alla Grease. E quindi il film è ambientato con quelle persone. È un film che racconta storie di band, con vere band che suonano, è una storia che si sviluppa attraverso questo sottobosco garage rock. È stata un'esperienza incredibile perché lì entri a contatto proprio con un mondo che solitamente non conosci. Loro sono molto fissati su questa cosa, quindi sono precisissimi. Sai, è presente? Hanno le Cadillac, hanno le vecchie Honda, le Triumph, sono proprio organizzatissimi. Lavorare come regista è stato fondamentalmente un panico, prima di tutto per la questione della lingua. Io ancora non conosco benissimo il giapponese, quindi avevo un interprete che faceva da tramite, però è stato complicato. Alla fine però abbiamo portato a casa il risultato. Il film adesso è in fase di montaggio, appena tornerò a Tokyo lavorerò alla Color ed è pronto, uscirà presumo per canali privati. È stato acquistato da una televisione americana e quindi girerà sui circuiti delle pay TV sia americane sia europee. È stato un lavoro fatto per quello proprio. Come hai superato il disagio dell'essere straniero e la difficoltà di adattarti nell'ambiente giapponese? Dopo un po' si supera il disagio. All'inizio cadi in depressione perché non hai amici, non parli la lingua. Loro sono molto gentili, sorridono sempre come i serial killer, però cioè è un sorriso finto, un sorriso di facciata. In realtà non sono amici, loro sono molto... Io li definirei territoriali, cioè hanno la loro cerchia di amici e quella è. Per fortuna dopo un po' sono entrato nel giro, nella community dei creativi internazionali che vivono a Tokyo, che vivono e lavorano a Tokyo. C'è una community molto, molto importante che fa capo a un blog, Tokyo Graphic Designers, che è curata tra l'altro da un italiano, un ragazzo di Roma che vive lì ormai da 10 anni. E cura questo blog proprio per riunire tutti questi dispersi che arrivano in Giappone e cercano lavoro, cercano di farsi un nome. Quindi in questa community ho cominciato ad acquisire, insomma, a parte i contatti, anche un po' più di sicurezza in me stesso e trovare amici. Bello è che ti rapporti con persone di tutto il mondo. È una community che riunisce venezuelani, italiani, americani, olandesi, australiani. Quindi... Sì, guarda, cresci molto di più in una community così che frequentando solo creativi giapponesi. Su questo non c'è... È molto bello, infatti. Cosa consiglieresti a una persona che decidesse di intraprendere un percorso simile al tuo al di fuori dell'Italia? Io consiglio sempre e solo una cosa, cioè di specializzarsi. Bisogna specializzarsi, sempre. Non è pensabile, l'ho vissuta proprio sulla mia pelle, non è pensabile andare a tentarsela fuori, ma proprio fuori dall'Italia. Dire vabbè, io sono appassionato di questo, più o meno lo so fare, vado fuori. No, non fa. Perché fuori la concorrenza è agguerrita, è aggressiva, vogliono il lavoro e le aziende prediligono le persone che hanno già un certo tipo di formazione. Ma specializzazione non vuol dire necessariamente essere ad alti livelli in qualche cosa di particolare, anche se fai l'idraulico o l'elettricista e vuoi andare a lavorare in Australia o in Giappone, insomma, devi essere un idraulico con tanto di titolo e certificato, non puoi andare lì e dire sì, io riparo tubi, come molta gente che va lì e dice sì, io faccio grafica, e cosa fai? Fammi vedere, cioè, non tanto fammi vedere qualcosa, ma fammi vedere le tue referenze, non tanto quello che fai, ma vogliamo le prove che, insomma,
hai già lavorato per aziende, sai come si lavora in un'azienda, sai come si lavora in un progetto, sai gestire un progetto oppure sai far parte di un progetto. Loro vogliono questo tipo di referenze. Quindi se per esempio un'altra cosa, tu gli presenti un curriculum con delle referenze di aziende a cui hai lavorato, qui in Italia lo leggono, ok, in Giappone no, in Giappone scrivono le mail ai tuoi vecchi datori di lavoro per chiedere di te. Lo fanno, vogliono sapere se è vero quello che hai scritto. Confrontano, una volta che hanno la certezza che tu sei quello che dici di essere, a questo punto si aprono le porte del lavoro. E l'altra cosa che consiglio è imparate una lingua straniera, assolutamente. Non potete pensare di andare a imparare la lingua sul posto. Io mi sono scottato moltissimo con questa cosa, vabbè, ma il giapponese non è una lingua che ti svegli un giorno e dici, vabbè, oppure aspetto che me la insegnino a scuola. No, il giapponese o ti metti a studiarlo o non. Infatti adesso io lo sto studiando, ho un'insegnante privata che mi ha dato l'azienda e devo studiare ma proprio a livelli di scuola elementare, faccio i compitini, mi fa colorare le formine, gli animaletti, no? Queste cose. Però lo devi fare, no? Altrimenti la lingua non la impari, non c'è niente da fare. Quindi specializzarsi e imparare almeno una lingua straniera, cioè imparare l'inglese a un livello decente, perché altrimenti no, si è tagliati fuori. Grazie. Prego. Poi non lo so se